Gli argomenti affrontati nella conferenza stampa dell'onorevole Di Mauro e dei consiglieri del gruppo Uniti per la città sono fuorvianti e privi di motivazioni e riferimenti credibili. E la maggioranza di Aula Sollano, i fedelissimi del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, pronti così a controbattere con una nota stampa. Balzano in cattedra i gruppi di Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce con una lunga lista di punti in cui presentano il lavoro svolto dall'amministrazione comunale. Differenziata rotazione dirigenti comunali, protagonismo civico, impianti sportivi. Sono Nello Amel, Enzo Licata, Maria Grazia Fantauzzo, Raffaele Sanzo, Mariangela Graceffa, Pietro Vitellaro, Nino Amato, Gioacchino Alfano e Margherita Bruccoleri che scrivono: sul tema del piano regolatore generale Di Mauriani strumentalizzano vecchie polemiche inutili e fanno finta di non vedere la scelta coraggiosa fatta dall'amministrazione Firetto che ha avviato l'iter dell'approvazione definitiva del PRG. Al coro si aggiunge anche il vice sindaco Elisa Virone. Risulta inspiegabile l'atteggiamento con il quale singoli individui isolatamente alimentano un clima di confusione e di incertezza sul tema del piano regolatore generale vigente ad Agrigento. Continuano a voler riportare le lancette dell'orologio indietro di 15 anni. Poi continuano i consiglieri di Agrigento Cambia e Rinasce. Le affermazioni di Di Mauro sulla gestione dei rifiuti e sulla situazione finanziaria del comune di Agrigento non vanno oltre la retorica arcaica di chi ritiene di sollevare problemi solo per darsi una credibilità. Nel coro delle repliche e precisazioni anche l'ex di Mauriano ormai indipendente Gabriella Battaglia. Riguarda la decisione di rendermi indipendente in seno al Consiglio Comunale, preciso che la mia è stata una scelta ed è una scelta personale di coerenza, tant'è che ad oggi non ho mutato la mia decisione. Conclude.